Dall'altra parte dentro la palla in post medio per Gray che gioca l'1 contro 1, il primo canestro della partita. Poi la palla per Chelsea Mitchell che prende il catch and shoot e realizza ancora Lawrence col pick and pop, non si intende con Gray, recupera la palla Kelly che si invola a realizzare i 2 punti in solitaria. Il Campobasso in questo momento sta ancora giocando, grande arresto e tiro, grandissimo arresto e tiro. La scarico poi per il taglio flash, torna la palla fuori per Parks che prende l'arresto e tiro da 3 punti, sbagliando dei canestri che di solito segna. Mitchell con lo scarico bellissimo per il canestro di Pastrello. Quiñones che parte in palleggio, tenuta bene però da Pastrello, la palla torna in lunetta per Lawrence, sì. Torna fuori la palla per Quiñones che prende il palleggio, arresto e tiro. L'errore intanto, rimbalzo per Kelly che si invola in contropiede fino in fondo a Luca Faenza, 15-9. Sbaglia il secondo, però rimbalzo offensivo controllato da Quiñones, torna in punta da Trimboli col prendere scarica per Quiñones che realizza i 2 punti dopo la bellissima finta di passaggio. E noi stiamo in partita perché ha perso un po' troppi palloni, altrimenti ai rimbalzi stiamo subendo troppo. Qui si prende lo step back da 3 punti Guarise, qui la palla in punta per Kelly a giocare l'1 contro 1, lo scarico per Mitchell che prende il catch and shoot da 3 punti, Pastrello per Filippi, la finta poi che fa saltare il difensore, poi il canestro sotto le planche per San Martino, va in 1 contro 1 fino in fondo di forza. È stata brava ancora Pastrello a... Palla che torna fuori a Kelly che va in 1 contro 1, bello lo scarico per Arado, bello il taglio anche sotto canestro, giocata di pazienza direi io di San Martino, che qui però si perdono in difesa Trimboli. Questo terzo quarto di gioco col primo possesso nelle mani delle Lupe, ribaltamento di lato per Mitchell, la palla in lunetta per Kelly che prende il primo tiro del quarto, ricezione di Parks che va in mezzo alle gambe, poi prende il palleggio, arresto e tiro e realizza qui Trimboli a scaricare in lunetta per Gray che perde il pallone, recuperato da Kelly che si invola in contropiede a realizzare 2 punti, torna fuori in palleggio, i cambi difensivi, poi c'è il ritorno, il recupero, il palla su ribaltamento di lato. Ho sempre ragionato, però almeno fatto con le scelte giuste. Qui il palleggio, arresto e tiro allo scadere dei 24, torna fuori da Kelly, non ha costruito ancora niente, 8 secondi da giocare, il tiro da 3 punti di Mitchell. Le altre 4 non hanno proprio nel loro DNA il tiro da 3, quindi magari Campobasso una... Perché lì ancora per Mitchell, ribaltamento di lato con la palla che arriva nell'angolo per il tiro solo da 2 punti di Pastrello. Intanto possesso per le Lupe, palla per Guarise che parte fino in fondo ad appoggiare di tabellone, Parks che parte in 1 contro 1, si prende il tiro molto difficile, realizza, le tira comunque sopra la testa Parks, fuori la palla per Pilabere che prende il tiro da 3 punti e cercando di far perdere secondi all'attacco di Campobasso. Qui bravissima anche Chagas, anzi se provi a pressarla lei ti spazza via. Qui lo scarico in angolo per il tiro da 2 punti di Mitchell che parte centralmente dietro la schiena ancora fino in fondo di mano sinistra a realizzare e a costruire di più nei mismatch che spesso capitano contro i cambi. Ancora Trimboli con la palla dentro per Quiñones, fuori per il tiro allo scadere del quarto, realizzato da parte di Lawrence, il pallone per San Martino di Lupri sempre contro questa zona schierata da Campobasso, il tiro da 3 punti Guarisa, la palla dentro dall'altra parte per Gray che si gira sui perni, il semigancio sinistro e che parte lungo le linee di fondo, ritorna fuori la palla dentro ancora per Gray che si gira un'altra volta sul perno, playoff 3 sicuramente assenze importanti. Qui il recupero di Kelly che si invola in contropiede e realizza i 2 punti. Kelly completa sotto tutti i punti di vista qui l'1 contro 1 di Togliani, uscita la ricezione di Mitchell che parte lungo la linea di fondo, crossover e poi il reverse e grandissimo canestro con Chagas col palleggio vivo, la palla per Lawrence che prende il tiro da 2 punti, vi daranno sicuramente informazioni su quando sarà la partita. Qui l'1 contro 1 di Kelly che sbaglia il tiro, segue a rimbalzo, poi col semigancio sinistro che
non riceve però Parks, ancora Trimboli col palleggio vivo fino in fondo ad appoggiare di tabellone, palla per Kelly subito fuori, raddoppiata la difesa, ribaltamento di lato per palla arriva per Chelsea Mitchell che prende il tiro da 3 punti a 5 secondi dal termine per pareggiare la partita. 3 secondi, 2 secondi, dovrà forzare Trimboli che sbaglia la conclusione. Allora overtime San Martino di Lupari che va da Pastrello, 9 secondi da giocare, palla fuori per Filippi che prende il tiro a 3 punti nell'angolo per Chagas che prende il palleggio, arresto e tiro a 3 punti, palla in punta per Mitchell, persa dalla difesa, prende il tiro a 3 punti, sbaglia la conclusione ma tra 3 maglie anche secondo bersaglio dal nuovo più 4 al fila e si finisce così la partita. Dopo un supplementare vince il fila San Martino di Lupari 74-67 contro la Molisana Magnolia Campobasso.